Siamo allo stand Sicilia con il direttore generale dell'ICE. Salve, piacere. Molto lieto, buongiorno, Allora. onoratissimo di essere qui e di condividere questa esperienza siciliana alla Nuga di Colonia. Grazie. Una domanda, il ruolo dell'ICE è essenziale nella promozione dei prodotti siciliani, italiani nel mondo. Lei è insediato da poco, qual è il suo piano per i suoi programmi? Come intende muoversi? La nostra missione fondamentale è proprio quella di sostenere le aziende piccole, medio-piccole e medie nell'uscire sui mercati internazionali, che è una cosa che oggi diventa sempre più complessa, perché chiaramente ci sono vari fattori che rendono più complesso il contesto, fattori economici e fattori geopolitici se vogliamo. Allora ICE è qui con i suoi strumenti per sostenere questo cammino delle aziende italiane a partire dall'Italia, quindi vediamoci in Italia, parliamoci, vediamo se avete bisogno di servizi anche in Italia, tipo formazione, eccetera, scegliamo i mercati e poi andiamo insieme alle fiere, andiamo insieme a incontrare buyer e facciamo in modo di creare quei legami B2B che possono veramente consentirvi di andare con successo, perché del resto i prodotti siciliani lo meritano al massimo sui mercati esteri. Ovviamente la Germania è un mercato di riferimento per l'agrofood italiano, gli Stati Uniti pure, poi ci sono tanti altri mercati, perché ormai la cucina italiana e tutta la filiera sono una realtà internazionale di assoluto livello. Però i mercati sono complessi, ci sono problemi non solo doganali ma anche fitosanitari, ci sono tutta una serie di ostacoli che implicano dei costi. Ecco, noi siamo qui per aiutarvi anche su queste sfide particolari, quindi usateci e speriamo di continuare a collaborare con successo. La cucina italiana candidata all'UNESCO? Candidata all'UNESCO? Assolutamente, lo scorso giugno a New York abbiamo partecipato a questa bellissima serata, ma d'altronde noi diciamo, come diciamo tutti gli italiani, dovrebbe essere naturale, cioè è un passaggio naturale, è candidata all'UNESCO, quindi assolutamente. La cucina italiana ha talmente tanti pregi che merita di essere riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità, ci stiamo lavorando. Ce la faremo. Grazie dottore Galanti, grazie a voi.